Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 13 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni nel loro giorno di nascita. Prima però, come di consueto, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto e ovviamente di iscrivervi anche al mio canale YouTube, sempre se ancora non lo avete fatto. Se lo avete fatto, grazie. Se non lo avete fatto, grazie lo stesso per essere qui sul canale. Però sappiate che il vostro sostegno è molto prezioso per noi. Bene, allora questi nati hanno alcune caratteristiche molto positive, molto favorevoli, hanno il dominatore del mese della loro nascita Giove attraverso la costellazione di Pesci, la stella capo Toro, la seconda costellazione, che è la costellazione di opposizione, è la costellazione Acquario, sono andata a leggerla, che non me lo ricordavo a memoria. Allora, bene, dunque, cosa intendono questi simboli e questi valori per questi nati? Tanto per cominciare, possiamo dire che a livello fisico hanno una struttura fisica resistente, come vuole appunto la costellazione Toro, dunque avranno sicuramente dei tratti di robustezza, probabilmente anche un collo importante, delle spalle forti, comunque sicuramente c'è qualche aspetto di resistenza e questa cosa viene mantenuta poi anche dal punto di vista anche della salute, sono abbastanza resistenti. Per quanto riguarda la fortuna è media, discreta, con ostacoli da superare. Questi ostacoli sono definiti appunto dalla seconda costellazione del loro quadrato di nascita, e vale a dire Acquario, come abbiamo detto, che può portare qualche difficoltà, qualche insidia dal punto di vista familiare, che potrebbe coinvolgerli in modo diretto, oppure potrebbe essere, diciamo così, ehm, incentrata probabilmente su qualche altro membro della famiglia, ma che ovviamente per ripercussione, per cascata, coinvolge anche questi nati. Dunque, questi problemi, questi ostacoli possono interferire per esempio nel percorso scolastico o nella scelta del lavoro in futuro, perché probabilmente sacrificheranno alcune cose oppure dovranno fare i conti con delle difficoltà e dunque fare delle scelte magari più convenienti in un certo senso nell'immediato piuttosto che investire nel futuro. Comunque se questi nati sceglieranno di studiare, quasi certamente sceglieranno materie che sono affini alla loro forma caratteriale, perché questi nati sono persone pacate, pacifiche per lo più, affidabili, pratiche. Dunque, attenzione, questi sono nati che se non amano particolarmente dilungarsi in studi secolari, cioè non staranno fino a 60 anni sui libri. Questi sono nati che hanno desiderio di imparare e mettere a frutto in modo anche di rendiconto, cioè che amano l'idea di poter guadagnare da quello che sanno fare, dunque il loro apprendimento generalmente è mirato proprio a un guadagno poi non dico immediato, ma comunque che si possa applicare nel breve tempo. Ad ogni modo hanno anche altri aspetti, sanno fare economia, sanno farsi bene i conti, dunque anche un buon spirito matematico e anche un po' testardi, critici e testardi. Questo è un modo di essere un po' quadrati, sono un po' a volte sono chiusi nelle loro idee e una volta che hanno un'idea nella testa è difficile che la cambino, dunque vanno avanti poi per la loro strada, però con tenacia, con costanza, sono sicuramente molto affidabili, questo è molto positivo. Possono diventare molto possessivi perché il binomio toro-acquario fa pensare che laddove amino possano essere parecchio possessivi, parecchio gelosi anche in certe circostanze. Non significa che possano non essere tentati però per assaggiare qualche altro piatto in un altro menù. Dunque, comunque, questo è
per parlare. È comunque parte del loro carattere essere particolarmente possessivi. Per quanto riguarda gli studi, abbiamo detto appunto che sicuramente seguiranno un certo tipo di ragionamento pragmatico, ma sono sicuramente interessati a specializzazioni di tipo industriali oppure ad ambiti legati all'economia. Oppure appunto potrebbero anche alcuni di loro diventare assistenti sociali. Questo dipende probabilmente anche comunque dai pianeti del giorno settimanale in cui sono nati e dall'ora di nascita, perché possono colorare le loro scelte con altri influssi, altri dettagli che li spingono a scegliere o a preferire altri ambiti. Ad ogni modo l'interessamento per la società è sicuramente un contributo della costellazione Acquario, quale appunto seconda costellazione del loro quadrato di nascita, dunque è possibile appunto che decidano di lavorare anche in un settore tecnologico o comunque di uso destinato all'uso proprio della società. Dunque eh, questi sono un po' i contesti nei quali si muoveranno. Dal punto di vista del loro lavoro, se non dovessero conseguire una laurea o anche qualora dovessero conseguirla, potrebbero preferire i lavori legati nelle amministrazioni comunali o comunque negli enti statali, eh, oppure alcuni potrebbero scegliere invece di diventare dei bravi artigiani. Dunque, cioè, non è che uno sceglie di diventare un bravo artigiano, uno sceglie di diventare un artigiano, poi se ha il talento è bravo, se non ce l'ha non lo è, però possibilmente saranno dei bravi artigiani perché si applicano e sanno essere metodici, sanno essere molto, molto validi nel loro lavoro perché ci tengono tantissimo, poi sanno sopportare una mole di lavoro non indifferente questi nati. Cosa dire per quanto riguarda invece l'aspetto così delle predisposizioni più legate alla salute? Ehm, Potrebbero avere problematiche di natura ereditaria a carattere circolatorio, in particolare anche l'apparato cardiocircolatorio che potrebbe risultare un pochino più delicato o soggetto ad infiammazioni. Ehm, Direi che più o meno questo è quanto, mi raccomando, ovviamente ci sono le varie personalizzazioni, comunque eh, possiamo dire insomma che eh, questi nati, ecco, più o meno risultano così. Mi raccomando, se avete curiosità di approfondire il vostro giorno di nascita, non esitate a contattarmi per una consulenza privata. Io vi ringrazio comunque per aver ascoltato fino qui, mi raccomando, un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale del Marietto Veneziano con il quale siamo gemellati. Vi ringrazio per l'ascolto e buon proseguimento dalla vostra Ildegarda. A presto.